Come da tradizione, in occasione della festa del Santo Patrono di Jesolo, l'amministrazione ha svelato il tema dell'edizione 2024 del Send Nativity. Il celebre presepe di sabbia di quest'anno sarà dunque dedicato al dialogo interreligioso e ai contenuti dell'enciclica Fratelli Tutti, pubblicata il 3 ottobre 2020 e firmata dal Santo Padre proprio sull'altare della Basilica di San Francesco ad Assisi, che lo scorso inverno ospitò una maestosa natività realizzata con la sabbia di Jesolo. Jesolo Send Nativity non è solo una grande manifestazione turistica e commerciale della nostra città, non è solo il racconto straordinario della natività cristiana, ma è anche uno strumento per noi per raccontare all'oltre 1 milione di persone che in questi 20 anni hanno visitato Jesolo Send Nativity un messaggio che purtroppo è ancora quello della guerra, interpretato quest'anno attraverso appunto il tema del dialogo interreligioso, come detto è il percorso che ci ha segnato Papa Francesco. Il filo conduttore dell'enciclica Fratelli Tutti è la parabola del buon samaritano. Ecco quindi che l'obiettivo dello Jesolo Send Nativity, anche quest'anno, sarà quello di contribuire a un messaggio di pace, dialogo e accoglienza. Un concetto teologico e filosofico non è facile poi da trasporre in forma, in scultura di sabbia, però ci siamo riusciti. Vogliamo appunto esplorare questo tema e cercare di gettare un seme che possa portare un contributo positivo appunto al nostro mondo in un momento difficile e tragico. Il presepio, che ha una sua valenza universale per sempre, si inserisce in un contesto storico, quello attuale, in cui appunto il dialogo diventa fondamentale, perché, come si è anche detto citando il Cardinal Toran, o si dialoga oppure l'alternativa non la prendiamo neanche in esame, ma vediamo purtroppo in questo periodo sia in Palestina sia in Ucraina dove manca il dialogo. Quindi il dialogo credo che sia l'antidoto, credo che sia la forma anche più umana per poter legare i rapporti tra le società, tra le culture, tra le religioni, tra gli stati, tra i continenti, e credo che sia importante pensare anche che il dialogo è anche uno scambio culturale prima di tutto, perché dove si interrompono gli scambi culturali, turistici, anche economici, prima o poi si creano delle barriere che poi arrivano anche a una conflittualità.